Che bilancio traccia lei? Avevamo un programma ad agosto, l'abbiamo rispettato in pieno, siamo andati negli obiettivi, si poteva anche fare qualcosa in più perché io sono uno che non si accontenta. Oggi ci prendiamo questo settimo, ottavo posto. Avevo promesso all'inizio dell'anno i playoff, un quinto posto con una squadra molto giovane, un progetto molto difficile, purtroppo non è andato così. Siamo contenti lo stesso perché penso che abbiamo fatto un bel campionato veramente con una squadra di giovani, una costruzione per un futuro che spero che ci sia ancora, perché questa Nuorese deve crescere sotto tutti i punti di vista, deve crescere insieme alla città, deve crescere insieme all'amministrazione comunale, deve crescere insieme a tutto. Oggi non credo che sia il giorno adatto per parlare di questo. Prima di tutto dovrei dividere due aspetti, Mariotti uomo e Mariotti allenatore. Parto da Mariotti uomo, ho passato un anno a Nuoro bellissimo, un anno che sono stato come se fossi a casa. Da tracciare il bilancio come Mariotti allenatore, no? È positivo, molto positivo anche quello. Noi ci eravamo visti quest'estate col presidente, avevamo fatto tracciare un bilancio, migliorare quello dell'anno scorso, valorizzare i giovani, abbattere i costi di gestione, abbiamo centrato tutti gli obiettivi. Avevamo detto che se a dicembre eravamo lì ai primi posti, puntare a qualcosa in più. Eravamo lì a dicembre, però il presidente con l'onestà che l'ha sempre contraddistinto, io lo ringrazierò sempre, e mi ha detto no mister, per competere con Viterbese, Olbia che hanno fatto investimenti, o Grosseto, in questo momento non è possibile. Io ho accettato benissimo, più forte di prima, abbiamo portato a termine in porto la nave, come si suol dire,